24 anni per l'ex compagna, 16 per l'amica, condannate in primo grado le due donne accusate di aver preso a bastonate e poi soffocato Paolo Vai nel 2019 a Vittorio Veneto il movente, intascare le polizze assicurative. Usano l'auto come un ariete, sfondano la vetrina di un negozio di biciclette e mountain bike spaccata nella notte resana, 40.000 euro di bottino, danni ingenti. Profughi dall'Ucraina, il flusso aumenta sempre più velocemente. Stamane il vertice di ANCI Veneto e Nazionale per definire le priorità. I sindaci chiedono fondi per gestire l'emergenza. Partiti oggi pomeriggio dall'azienda di Olbimand Group i 6 bilici carichi di viveri con direzione Leopoli. Abbiamo paura ma vogliamo portare il nostro aiuto. Attivato l'hub regionale di Valdobbiadene con 100 posti a disposizione. Intanto la protezione civile del Veneto in partenza da Palmanova con ambulanze e materiale sanitario verso il confine. Caro bollette, i fondi messi a disposizione per l'emergenza Covid del comune di Treviso sono in esaurimento e c'è chi si sta rivolgendo ai servizi sociali per chiedere ancora aiuto. Il mistero dell'81enne di Castello di Godego scomparso da più di 15 giorni. Un video mostra l'anziano uscire dall'ospedale, incrociare un uomo, rintracciarlo potrebbe essere fondamentale per le ricerche. Ben ritrovati, buonasera. In apertura di questa edizione del telegiornale di Treviso andiamo in tribunale questa mattina alla sentenza per l'omicidio di Paolo Vai, sentenza di primo grado. Sono 26 gli anni per l'ex compagna Patrizia Armellin e 16 invece per la giovane complice. Vediamo. Hanno assistito alla lettura della sentenza impassibili Patrizia Armellin e Angelica Cormacci. Forse le mascherine hanno nascosto parte delle loro emozioni. Per le due donne oggi è stato il giorno del primo giudizio con la Corte d'Assise di Treviso che le ha condannate complessivamente a una pena di 40 anni. 24 anni di carcere per la 56enne Armellin, 16 per la giovane complice 26enne Cormacci. Per i giudici trevigiani non ci sarebbero dubbi. Sono loro le assassine di Paolo Vai, l'uomo morto per soffocamento la notte del 18 luglio 2019 a Vittorio Veneto nell'abitazione di via Caldei Romani dove l'uomo viveva. Il PM Davide Romanelli in realtà aveva chiesto l'ergastolo per l'Armellin, ex compagna della vittima, e 14 anni per la Cormacci. Il movente, secondo l'accusa, era economico. Le due donne avrebbero ucciso Vai per incassare una serie di polizze assicurative da oltre 400.000 euro. La difesa ha sempre sostenuto che l'uomo, quella maledetta sera di luglio di 3 anni fa, sia morto per arresto cardiaco a seguito di una crisi epilettica, versione questa di fatto confutata dalla relazione dell'anatomopatologo Alberto Furlanetto, secondo cui la morte di Vai era stata causata da uno schiacciamento toracico con frattura di alcune costole e conseguente asfissia. Le due donne, questa la ricostruzione, avrebbero colpito l'uomo già ubriaco con un bastone, finendolo poi con un cuscino schiacciato sul volto. Per Vai quindi nessuno scampo. Condanna per l'interfezza la pena di anni 24 di reclusione e con Angelica la pena di anni 16 di reclusione. I giudici hanno condannato le due imputate anche una provvisionale di 50.000 euro a favore della parte civile Roberta Bencini, l'ex moglie di Paolo Vai, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese legali. La difesa ha già annunciato l'appello. Il fatto stesso che non sia stato dato l'ergastolo dimostrerebbe che l'impianto accusatorio non sarebbe stato accolto del tutto dal collegio giudicante e mentre si attendono le motivazioni, a rappresentare la comunità di Vittorio Veneto è il sindaco Miatto. Si può dire che c'è stato una giustizia che si è espressa, a sufficienza o no, non sta a me dirlo, resta l'amarezza per l'assassinio che è avvenuto. La vittima non ce l'abbiamo più fra di noi, abbiamo soltanto le colpevoli, oggi sappiamo che lo sono, e per la comunità vittoriese resterà un brutto ricordo. Un colpo da 40.000 euro, rubate biciclette e mountain bike di grande valore. Andiamo a Resana dove i ladri sono entrati nella notte in un negozio di biciclette. Quante bici sono state portate via? Beh, per la precisione 8. Del valore di quanto più o meno? Beh, siamo intorno ai 40.000 euro solo di bici. Poi bisogna vedere i danni alle strutture che secondo me non saranno esigui.
Matteo è il titolare del ciclo bottega Bike Shop di Resana e questa mattina è stato svegliato da una telefonata da parte delle forze dell'ordine che non avrebbe mai voluto ricevere. La vetrina del suo negozio è stata sfondata intorno alle 4:30 del mattino utilizzando una macchina rubata da una banda di ladri che sono fuggiti via con un bel bottino sotto le braccia. Hanno preso le bici, lasciato la macchina in moto e sono scappati in bici. E sono scappati su questa strada, giusto, lungo? Mio figlio ha visto che sono scappati per questa strada. Però dove porta? Perché ci sono recinzioni. Ci sono le reti e non so neanche, perché io che abito qua da sempre, non so neanche dove porti quella strada, non lo so. Tanta paura, sì, paura perché ti senti la casa tremare quasi. E noi siamo abituati al rumore perché siamo in una strada, sono nata qua. Però, ripeto, è brutto, non lo so, è angosciante. Un grosso danno avvenuto in un momento sbagliato in cui le piccole e medie imprese del territorio sono in ginocchio per via del caro bollette e carenza di materie prime. Dobbiamo cercare di bloccare questa vetrata che è stata completamente scardinata, almeno per superare il fine settimana in sicurezza. Dopodiché speriamo che anche reperire il materiale per rifare gli infissi non ci metta troppo tempo, visti i tempi che corrono. Non sarà semplice, non sarà economico, però non ci si sta qui a piangere addosso, cioè bisogna fare presto. Un episodio violento che non si era mai verificato a Resana, ma che si sta diffondendo sempre di più in quanto i prezzi delle bici da corsa professionali stanno esplodendo e possono rappresentare un bel malloppo. Sono circa 10 giorni che stanno comunque battendo tutti i negozi di bicicletta dei dintorni, perché sono stati qui vicino a Castelfranco Veneto, a Cittadella, a Feltre, a Belluno, insomma sappiamo di essere sempre sotto il loro controllo. Una bicicletta da 8.000 euro che magari ha liste d'attesa di un anno, figurati, pochi giorni la piazzano. Siamo alla guerra in Ucraina. Treviso è la provincia che sta accogliendo il maggior numero di profughi, 100 posti allestiti a Valdobbiadene, al Guicciardini, ma il sindaco Mario Conte, nonché presidente di ANCI Veneto, chiede più fondi al governo. Noi in questo momento non posso nascondere che siamo in forte difficoltà nel far fronte a tutte queste emergenze, però lo affrontiamo con serietà, la chiediamo allo Stato, chiediamo all'Europa di metterci a disposizione degli strumenti. Che tradotto significa soldi per sostenere l'emergenza. Gli arrivi sono costanti e lo confermano i numeri. Siamo arrivati in Veneto a quota 2.900. Treviso, con 948 persone, è la provincia che sta accogliendo più rifugiati. Sono donne, bambini e anziani, e perché l'accoglienza sia dignitosa, sottolinea il presidente ANCI Mario Conte, reduce della videoconferenza con ANCI Nazionale, servono fondi subito. Uno dei temi è l'urgenza, perché la guerra non aspetta che l'Italia assuma dei provvedimenti di sostegno alle famiglie, le necessità sono oggi. Anche questa mattina i primi nuclei familiari che si sono fatti carico degli ospiti cominciano a venire in comune a chiedere un aiuto, perché corrisponde tra l'altro questa emergenza con il caro bollette e con le difficoltà anche legate al mondo del lavoro, perché ricordo che siamo reduci da 2 anni di pandemia. I profughi stanno continuando ad arrivare, ma in maniera disordinata, con flussi non sempre controllabili. Da questa mattina sono operativi, conferma la Regione, i primi 3 hub per l'assistenza sanitaria a Isola della Scala, Anoale e Valdobbiadene. Anche il primo cittadino del comune trevigiano rinnova l'appello al sostegno per gestire l'accoglienza. C'è la prospettiva che il Guicciardini possa essere utilizzato anche per l'accoglienza più ampia che ci dobbiamo apprestare nei prossimi giorni. È importante che siano date le regole e anche i canali per poter sostenere tutti gli aiuti necessari. Guicciardini, punto di prima assistenza sanitaria, ma con i suoi 200 posti letto potrebbe diventare vero e proprio hub. Ovviamente i pasti, l'accompagnamento, insomma l'assistenza, come qualsiasi situazione di emergenza da profughi provenienti da altre parti del mondo ha sempre richiesto, quindi attendiamo che ci siano queste disposizioni. Oggi nel pomeriggio in prefettura a Treviso è stato convocato un nuovo tavolo di coordinamento. È fondamentale, chiosa Conte, che tutti gli attori dell'accoglienza, Caritas, Comune, Provincia, servizi sanitari collaborino tra di loro. C'è bisogno di coordinarsi in modo
di non disincentivarla, la solidarietà, anzi di promuoverla, ma di coordinarla, di gestirla, perché ricordiamo sempre che tra le altre cose abbiamo ancora una pandemia che non è scemata. San Biagio di Callalta, sono partiti i primi 6 bilici carichi di viveri con direzione Leopoli. Abbiamo paura, ma questo è il nostro grande gesto di solidarietà. Le immagini. Sono partiti alle 2 del pomeriggio con il loro carico di viveri e di grande solidarietà i bilici della Man Group di Olmi di San Biagio di Callalta, probabilmente una delle più lunghe e importanti colonne umanitarie che stanno partendo dall'Italia. I mezzi sono diretti a Leopoli, nell'Ucraina occidentale. Per raggiungere la città avranno bisogno dell'ok della Farnesina. Un viaggio complicato, benedetto da Don Edi, con parole tutt'altro che di circostanza. Cito una frase che molti di noi hanno ascoltato nel film Schindler's List, non so se vi ricordate: chi salva una vita salva il mondo intero. Ecco, io credo che oggi voi con questo servizio, non una ma tantissimo, allora la gratitudine di tutte le parrocchie, ma penso di San Biagio e di tutte le famiglie che vi accompagnano. Grazie. Vi do la benedizione e grazie di cuore per questo servizio. Grazie. Poi l'abbraccio con il titolare Antonio, che guiderà la task force e che in pochi giorni ha raccolto 1650 quintali di materiale da privati e imprese. Commosso il saluto della moglie Chetti. Molto emozionata, sì. Quello di suo marito è un bel gesto. È un gesto enorme, è stato un grande, sì. Cosa lei ha detto? Che torna con tutti, perché gli ho detto siete in 9, tornate tutti 9. È un po' preoccupato. Sì. Lo spirito di Antonio e dei suoi autisti è un mix di emozioni. Sanno che ad attenderli ci sono scenari di guerra, anche se l'area di Leopoli al momento sembra risparmiata dalla furia russa. Paura perché non so cosa trovo, però con tanta forza per aiutare queste persone. Speriamo che vada tutto bene, che non ci siano disguidi o cose strane, comunque lo spirito c'è. E la voglia di aiutare queste persone che purtroppo non hanno colpa e poi è bello andare a fare queste cose umanitarie in giro per il mondo e vediamo come va. Non si sa come possa andare. Antonio è il perno di tutto e ci ha dato la possibilità di vivere anche questa esperienza, perché lui ha sempre 1000 idee. Una di queste è aiutare l'Ucraina. Il costo dell'operazione, circa 50.000 euro, sarà totalmente a carico di Mand. Di fronte alla solidarietà non c'è caro carburante che tenga. La spedizione è iniziata. E poi c'è la Protezione Civile del Veneto in partenza da Palmanova, direzione Romania-Ucraina. Lì per noi c'è Bruno Crosato, il nostro trevigiano. Eccola nella sede della Protezione Civile di Palmanova la lunga colonna di 23 ambulanze in partenza per portare soccorso alla popolazione ucraina nel dramma della guerra. La missione umanitaria è guidata da Bruno Crosato, l'alpino trevigiano nominato cavaliere dal presidente Mattarella per la gestione dell'emergenza nei difficili mesi della pandemia. Stiamo caricando le ambulanze per portarle in Romania per il popolo dell'Ucraina. C'è un po' di movimento perché abbiamo dei camion un po' troppo grandi e i pianali un po' troppo alti, ma piano piano riusciamo a buttarli su, a portarli via domani mattina presto. Le 23 ambulanze sono state reperite grazie allo straordinario sforzo delle regioni Veneto e Lombardia assieme ad aziende sanitarie, Avis ed altre associazioni umanitarie. Il primo convoglio partirà all'alba di domani da Palmanova per arrivare in una località rumena a 5 km dal confine con l'Ucraina, 3.200 km tra andata e ritorno. Seguirà una seconda spedizione. I mezzi verranno consegnati alle autorità sanitarie locali per portare soccorso alle persone rimaste ferite sotto i bombardamenti. E poi ci sono le ricadute sul territorio. Il caro bollette sta mettendo in ginocchio tante famiglie. I fondi dei servizi sociali del Comune di Treviso sono in esaurimento. Questi sono gli interventi economici che abbiamo effettuato nell'anno della pandemia e quindi al 31/12/2021 siamo riusciti ad aiutare sulle spese legate proprio all'abitare, quindi anche bollette, affitti e così via,
oltre 450 nuclei familiari. Dal sostegno al pagamento di affitti e locazioni fino alle spese sanitarie e alle bollette, in un anno nel pieno dell'emergenza Covid il Comune di Treviso ha immesso nel territorio oltre 370.000 euro, la liquidità di cui il settore servizi sociali era in possesso. Un fondo però, ammette l'assessore Tessarolo, destinato ad esaurirsi molto presto se il trend di aumenti dovesse prolungarsi ancora per molto. Le richieste di aiuto sono continue. A chiedere sostegno sono le famiglie già seguite dai servizi sociali, ma anche quelle che oggi stanno offrendo il loro supporto ad altrettante famiglie in fuga dalla guerra. Un'emergenza nell'emergenza che colpisce e ricaduta anche le tasche dei trevigiani. Oggi cominciano ad arrivare richieste le più svariate. Devo dire che il Comune di Treviso si era preparato grazie alla collaborazione con il territorio, in modo particolare con le parrocchie e con gli empori, e quindi avevamo destinato dei fondi Covid proprio al territorio in modo da poter avere una liquidità diffusa e poter dare aiuti alle famiglie. I risparmi sulla lunga durata sono così destinati ad esaurirsi. Servono fondi a disposizione, occorre agire a livello nazionale con le proposte che abbiamo sentito, quindi sia ad esempio eliminando le accise, ma soprattutto agire nei prossimi mesi in maniera decisa, riuscire a prepararci per il prossimo autunno. Oggi è la giornata del risparmio energetico, ma già in tanti comuni, imprese e famiglie hanno deciso di spegnere le luci. Succede anche a Preganzioli. Con il caro bolletta anche la giornata del risparmio energetico Mi illumino di meno assume tutto un altro significato, con comuni che già hanno deciso di illuminare ma anche riscaldare di meno. È già successo a Vittorio Veneto o a Resana, tanto per citarne alcuni, copione simile a Preganzioli. Abbiamo fatto una mappatura degli impianti negli edifici pubblici, predisponendo l'abbassamento di 1-2 gradi della temperatura e a livello di illuminazione pubblica invece abbiamo individuato una serie di aree che potrebbero essere velocemente soggette a spegnimento. Le aree periferiche non utilizzate durante la notte, escludendo le parti densamente popolate del territorio. Misure che ancora non bastano, dice il sindaco, il vero problema sta a monte. La stragrande maggioranza della percentuale maggiore di incrementi di questi costi è dovuta a persone che ci specula al di là dei costi effettivi che sono aumentati in questo periodo. Chi è che specula? Le grandi compagnie. Risparmiare intanto è la parola d'ordine per le tasche ma anche per l'ambiente. L'ente provincia per esempio ha recentemente pubblicato un nuovo bando per la sostituzione delle caldaie nelle fabbriche. Presto inizieranno nuovi lavori sugli edifici, soprattutto scolastici. Stiamo implementando il parco fotovoltaico, chiamiamolo così, su 18 edifici noi andremo ad installare pannelli fotovoltaici che produrranno energia per 98 kW. Intanto proprio la provincia nelle scorse ore ha diffuso un videogioco dedicato ai più giovani. Il futuro energetico del resto è nelle loro mani. È un piccolo gioco molto semplice che però evidenzia quali sono gli stili di vita da adottare quotidianamente per dare un contributo fattivo alla sostenibilità ambientale, a migliorare la qualità dell'aria della nostra, che è una zona purtroppo che paga dazio rispetto all'inquinamento dell'aria, anche se la somma delle azioni messe in pista ci dicono che stiamo migliorando molto. Ora ci spostiamo a Castello di Godego, sono ore di angoscia per l'uomo, 81enne scomparso ormai da 15 giorni. Potrebbero essere fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza per rintracciarlo. Ecco le ultime immagini che riprendono Giancarlo Antonello, l'81enne di Castello di Godego, scomparso lo scorso 23 febbraio dall'ospedale di Portogruaro, dove era stato curato dopo una brutta caduta. L'uomo, lo ricordiamo, si divideva tra il comune del Trevigiano e Pramaggiore, dove vive la compagna. Sarebbe dovuto rimanere sino al giorno seguente in osservazione, ma è uscito dal nosocomio del veneziano ed è sparito. Queste sono le immagini che lo riprendono all'uscita dall'ospedale. È evidente la fasciatura sulla testa, si nota la sua incertezza, ma fondamentale alle ricerche potrebbe essere la persona che state vedendo che ha incrociato Antonello poco dopo l'uscita dall'ospedale, come conferma la presidentessa di Penelope Veneto che sta seguendo la famiglia. Si vede benissimo che lui, che aveva preso una direzione, incontra e parla con una persona che sembrerebbe
un uomo e poi cambia immediatamente direzione e prende la direzione di Concordia Sagittario, che è poi il luogo dove c'è stato questo avvistamento delle ore 1:30 di notte del 24. Quindi se questa persona si è riconosciuto nel video, ha riconosciuto la circostanza e l'incontro con Giancarlo, noi chiediamo che si faccia viva. Cominciano già ad arrivare ai carabinieri segnalazioni di avvistamenti, tra questi una parrebbe attendibile, sempre nella zona tra Portogruaro e Concordia Sagittaria. Un gruppo di ragazzi che stava facendo una partita di calcetto pare avesse notato un anziano con una fasciatura sulla testa passare velocemente vicino al campo in bicicletta. Qualcuno ha notato la scomparsa di una bicicletta fra la notte del 23 e del 24? L'appello è rivolto a chiunque possa aver visto, notato, incrociato Giancarlo Antonello in quelle fatidiche ore. Siamo a Crespano per la morte del giovanissimo Vittorio Piva. Abbiamo incontrato la preside dell'Agraria, la scuola che il giovane frequentava era alla classe quarta. Si terranno lunedì prossimo alle 15 nel patronato del Duomo della frazione di Crespano del Grappa i funerali di Vittorio Piva, il 17enne morto mercoledì schiantandosi con la moto a pochi metri dalla sua abitazione. Vittorio frequentava il 4º anno all'Istituto Agrario Parolini di Bassano. La sua scomparsa lascia un vuoto tremendo e qui tutta la scuola, ragazzi, insegnanti, non riescono a farsene una ragione. La dirigente Carla Carraro è visibilmente toccata da questa tragedia. La scuola è ovviamente senza parole. Abbiamo perso un alunno in un modo tragico, in una fatalità che nessuno mai avrebbe voluto sentire. Ci stiamo rendendo conto di come un compagno sia così importante per una classe, per una scuola. I compagni di classe hanno perso non solo un compagno, hanno perso un amico, perché Vittorio è un ragazzo molto espansivo, giocherellone, amava la scuola, amava lo studio, ha scelto la nostra scuola proprio perché appassionato. E quindi stiamo cercando, facendoci forza a vicenda, di superare. E proprio lunedì a ricordare questo ragazzo strappato alla vita da appena 17 anni ci sarà tutta la sua classe, ci saranno gli insegnanti, ci sarà la preside per l'ultimo saluto al compagno, all'amico, all'alunno, a Vittorio. Andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati, buonasera. Ripartiamo dal nuovo piano di protezione civile comunale. Siamo a Treviso, il piano primo in Italia aggiornato sulla base delle norme più recenti in materia e anche georeferenziato. Il piano di protezione civile del Comune di Treviso è dinamico, vuol dire che si aggiorna giorno dopo giorno. Con la banca dati del Comune di Treviso, insieme al nostro database che abbiamo creato insieme ai colleghi del sistema informatico del Comune, una sinergia che è stata vincente, si aggiorna automaticamente. Il primo ad essere georeferenziato e aggiornato in tempo reale, grazie alla piattaforma informatica di mappatura di ogni angolo della città e tipologia di edificio e dei nuclei familiari che vi abitano, con dati che indicano il numero dei componenti, ma anche la presenza o meno di persone con disabilità. Il nuovo piano rende le operazioni di soccorso più efficienti ed efficaci. Grande soddisfazione oggi è stata espressa dal sindaco Mario Conte per il lavoro ciclopico che ha impiegato 2500 ore di volontariato. Il documento diventa operativo in caso di gravi incidenti, blackout, alluvioni, inondazioni, terremoti. È stato presentato questa mattina, ma a partire dal 31 di marzo sarà illustrato nei quartieri. Si parte con Canizzano il 31 marzo nella sede della Proloco, poi Sant'Angelo 21 aprile. Le successive date saranno comunicate di volta in volta. Al suo interno identifica le prime 73 aree in cui la popolazione potrà radunarsi allo scoppio dell'emergenza. Noi abbiamo ampliato le aree, prima nel vecchio piano di protezione civile erano 9, perciò erano un po' obsolete anche perché la città è un attimino cambiata, le abbiamo modificate in 73. Queste 73 aree si suddividono in aree di attesa per la popolazione,
4 aree di ricovero e 2 aree di ammassamento per noi volontari o con chi deve venire a portare emergenza. I campi base saranno montati allo stadio di Monigo, Prato della Fiera, all'Aurora di Treviso e al Parco Ali Dorate. Erano oltre 700 le persone presenti al Teatro Mario del Monaco per l'evento dedicato all'incontinenza. Vediamo. Questa sera, signori, parleremo di salute. Questa sera vogliamo condividere salute. Un tema che ancora oggi viene sentito con tanto imbarazzo, tanta vergogna e ci si scandalizza. Incontriamoci a teatro è l'iniziativa che rientra nella campagna sociale di sensibilizzazione promossa dall'ULSS 2 per abbattere i tabù sul tema dell'incontinenza. Certamente con la vecchiaia ha una maggiore incidenza, ma colpisce tutte le fasce di età, anche i bambini, i giovani adulti e le donne. 1 su 3 donne tra i 18 e i 75 anni manifesta sintomi di incontinenza. Sul palco del Teatro Mario del Monaco di Treviso vengono affrontati i temi legati alla prevenzione e cura dell'incontinenza che colpisce oltre 7 milioni di persone in Italia di tutte le fasce di età. Un evento sold out molto sentito in città che ha visto oltre 700 persone a teatro. Ancora di questo tema si parla poco e c'è tanta disinformazione. E allora il nostro messaggio, le nostre campagne è di continuare a parlarne, far sì che le persone possano capire, comprendere che c'è per loro una possibilità. La prevenzione passa anche attraverso la conoscenza, quindi non è da pensare che solo chi soffre di incontinenza o è un paziente stomizzato abbia un problema, perché c'è tutta la rete attorno, è una rete che conosce questo tipo di problematiche e necessità, può essere molto di supporto. Succede? No, che è un patto, voi non immaginate, ma è emozionante sta cosa essere da questa parte. Sono persone che hanno dei percorsi molto complicati e la chiave di tutto questo è informare e parlarne, che sono 2 cose che nell'incontinenza non esistono. Vedere un palco così pieno, un teatro così pieno è veramente bellissimo, quindi grazie davvero di cuore. Come ogni venerdì andiamo insieme a vedere le previsioni per questo weekend. Attore principale, come ormai da diverse settimane, è un anticiclone, un'area di alte pressioni. Ma come vedete dalla carta, rispetto alla settimana scorsa ha cambiato sede. Il suo centro, dal nord Europa, si è trasferito sull'Europa orientale e da lì si estende fino a interessare un po' tutte le nostre zone. Cosa fa? Impedisce ai sistemi perturbati di passare. Vedete che sono presenti sull'Atlantica e sull'Europa occidentale, ma trovano la strada sbarrata nel loro scorrimento proprio da questo muro anticiclonico di alte pressioni, quindi danno effetti soprattutto sulla parte occidentale, da nord a sud della nostra penisola. Avete visto che è un anticiclone tenace che cambia posizione ma continua a vivere anche in forza. Ed ecco che manca la pioggia, manca la neve e le temperature, provenendo l'anticiclone da est, quindi dalla Siberia, le temperature sono al di sotto della media di ben 3-4 gradi e forse di più. Quindi un tempo stabile per fine settimana, per sabato e domenica, cielo in prevalenza sereno, tutto al più una velatura del cielo nelle primissime ore. I venti sono deboli ma con qualche rinforzo, dicevamo, da est. Temperature, le minime ancora qualcosa sotto lo 0, soprattutto per sabato e per domenica, poi la prossima settimana tendono un po' a crescere, comunque sabato e domenica qualcosa sotto lo 0, piccole gelate ma che però poi lasciano spazio velocemente in primissima mattina già a un aumento sensibile delle temperature stesse. Le massime 10-11 gradi, un aumento anche nella prossima settimana. Alto Adriatico è previsto mosso, è tutto. Noi apriamo la pagina di Belluno. Bando PNRR per la rigenerazione dei borghi, Requaro Terme sbaraglia e vince, porta a casa questi 20 milioni di euro. Rocca Pietra rimane un po' a bocca asciutta, dunque con l'amaro in bocca. Non conosco bene la realtà di Requaro Terme, ma
riconosco molto bene la realtà di Sottoguda. C'è un retrogusto amaro nelle parole del primo cittadino di Roccapietore che si è visto passare sotto gli occhi la possibilità di poter accedere ai finanziamenti del bando PNRR per la rigenerazione dei borghi. 20 milioni sul piatto per contrastare lo spopolamento di luoghi a rischio abbandono, una corsa contro il tempo per presentare i progetti attinenti alle richieste specifiche del bando. Dalla provincia di Belluno si sono subito messi in moto Cibiana di Cadore, Borgo Valbelluna e Roccapietore per Sottoguda. La regione, cui era demandato il ruolo di valutazione delle manifestazioni di interesse, ha scelto Requaro Terme e fra i comuni esclusi è prevalso il risentimento. Abbiamo subito pensato che Sottoguda aveva tutti questi requisiti, tutte le carte in regola, abbiamo predisposto, io credo, uno studio di fattibilità il più possibile completo nel pochissimo tempo che avevamo a disposizione, forse una ventina di giorni, un mese, neanche un mese, e credevamo di avere qualche carta da giocare. Gli auspici per il recupero di Sottoguda erano e restano tali: fra i borghi certificati più belli d'Italia, bandiera arancione del Touring, all'interno di un sito UNESCO con le sue 300 unità abitative, Sottoguda è un nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della struttura. Auguro al sindaco di Requaro Terme di saper spendere al meglio questi 20 milioni, sono contento che almeno un borgo del Veneto possa averli e noi andremo avanti per la nostra strada. E a chi oggi ribatte sostenendo che Roccapietore negli ultimi anni è stato destinatario di fondi straordinari, De Bernardini ricorda che il comune è stato epicentro di Baia e che i finanziamenti sono serviti per la messa in sicurezza di villaggi e strade. Intanto l'aumento dei costi energetici e dei derivati del petrolio sta mettendo seriamente in crisi le imprese di costruzione della provincia di Belluno. L'allarme viene da Paolo De Cian, presidente degli edili bellunesi di Confindustria Belluno Dolomiti. Una situazione grave al punto che le imprese stradali di scavi e gli impianti per la produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzo stanno valutando uno stop alla produzione. Secondo De Cian, una situazione emergenziale come quella attuale, in cui si registrano aumenti del 35-40% per materiali basi quali ferro, gasolio, solo negli ultimi 10 giorni, è affrontabile soltanto azzerando le accise per il tempo necessario in modo da ridurre immediatamente il costo del gasolio e dell'energia. Prima iniziativa pubblica del coordinamento provinciale Pace e Disarmo. Domani a Belluno manifestazione e flash mob contro la guerra in Ucraina. Ucraina, una guerra inaccettabile per chiunque e 1000 modi per contestarla e contrastarla. A Belluno si svolgerà un flash mob e a organizzarlo il neonato coordinamento Pace e Disarmo. In questo momento la cosa più necessaria agli ucraini è l'immediato, il più immediato possibile cessate il fuoco. Un flash mob con quale intenzione? Con quello di esprimere le nostre opinioni e coinvolgere la popolazione cittadina di fronte a questo atto del Parlamento italiano, e quindi noi ci rivolgiamo anche ai nostri parlamentari bellunesi che, devo dire, anche in tutta fretta hanno votato i primi di marzo l'invio di materiale militare all'Ucraina con una facilità che ci è sembrata un po' eccessiva. L'Ucraina ha bisogno di un immediato cessate il fuoco che metta fine a morti e distruzioni. Ogni strada perché prevalga il dialogo e il negoziato è utile e va messa in campo, ma chi andrà in piazza critica però anche l'invio in Ucraina di armi italiane. Tra le tante soluzioni che l'Italia ha messo in campo, che l'Europa ha messo in campo, lodevoli sono sicuramente l'aiuto umanitario, inviare nel paese medicinali, generi di prima necessità e preparare l'accoglienza qui. Non siamo invece anzi assolutamente contrari all'invio di materiale militare, di armi. È il momento dunque della comunione, con la speranza che anche i più giovani vogliano rispondere al grido di allarme. Lutto per la morte di Luigi Ardillo, già primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale San Martino. Si è spento ieri mattina all'età di 92 anni. Era originario della provincia di Bari, autore di una monografia e di decine di pubblicazioni sulla sua specializzazione. Ardillo era attivo nel club del Rotary cittadino, del quale fu presidente negli anni 90. I funerali saranno celebrati domani alle 15:15 nel Duomo di Belluno. Siamo a Longarone ora per la prossima edizione di Agrimont, che sta già registrando il tutto esaurito.
Abbiamo 200 imprese che si sono prenotate, che saranno presenti, abbiamo 250 marchi rappresentati, abbiamo tutta una serie di convegni di approfondimenti dal bostrico alla biodiversità, quindi abbiamo solo l'unico punto di domanda sono ancora i visitatori. Torna la Fiera dell'Agricoltura di Montagna con la 41esima edizione di Agrimont negli spazi di Longarone Fiere. Nelle immagini la conferenza stampa di presentazione dove sono stati presentati i temi tecnici come il nuovo PSR, ma anche il controllo del bostrico causato da e ancora la comunità del cibo con il centro consorzi, la potatura, le api, fino al confronto sul protocollo per i veterinari del Veneto proposto dall'Associazione regionale degli allevatori. Un appuntamento immancabile quindi e non solo per gli imprenditori del settore. Possono venire anche le famiglie, quindi è una fiera aperta, è una fiera per tutti, quindi io invito tutti a venire il 19 e 20 di marzo, il 25, 26 e 27 di marzo. È una fiera in presenza, quindi anche un'occasione d'oro. Per ritornare tutti insieme. Finalmente per tornare tutti insieme, speriamo presto. Abbiamo terminato, c'è il tempo per vedere le previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica stabile, ma continuano ad affluire sulla nostra penisola masse d'aria di origine artica provenienti dall'est Europa. Il fine settimana sarà dunque segnato da un clima piuttosto invernale. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato 12 marzo sarà asciutta, da segnalare solamente una residua nuvolosità sulle prealpi e sulla pianura più occidentale a inizio giornata, poi in diminuzione fino a cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dal pomeriggio. Temperature minime in diminuzione, saranno comprese tra -3 e 2 gradi, massime stazionarie sugli 8-10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, lo vedete, cielo limpido o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e -2 gradi, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui tanto sole, sarà possibile qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sugli 8-9 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.